Allora, quando parliamo di formazione parliamo sempre di studio, di stare attenti, di aggiornarsi, però c'è una cosa che ha detto la dottoressa qui da noi poco fa, fuori onda, che mi ha colpito perché potrebbe far parte sempre di un percorso di formazione, cioè cercare non solo la soddisfazione, ma rendere felice il cliente. C'è una cosa molto bella. Sì, Che si può imparare perché ci sono delle tecniche, sì. no? Perché se io entrando in un negozio vivo un'esperienza, a seguito di questa esperienza mi porto a casa un bene o un servizio che poi mi rende il tutto insieme, mi rende felice, cioè mi dà il sorriso, io quell'esperienza non la posso vivere sul web. Assolutamente, No. e quindi cercherò naturalmente, istintivamente di rivivere quell'esperienza frequentando qui di nuovo quel posto, quella cosa. È oggetto di formazione. Sì, è oggetto di formazione proprio per rendere unica l'esperienza di acquisto, e questo lo facciamo dentro i negozi, ma soprattutto lo facciamo con le persone e con la loro predisposizione alla relazione umana. Ecco. Perché commercio vuol dire relazione. Sì, avere al centro la persona che è il mio cliente, ma anche la persona che è in questo momento il mio braccio operativo, il mio commerciale nel poter gestire la relazione con il cliente. Quindi oggetto della formazione oggi più che mai sono quelle che vengono chiamate le soft skill, quelle abilità personali di rimanere in relazione con le persone. Si parla di empatia, si parla di felicità, si parla di pensiero positivo, di mindfulness, quindi anche di saper allontanare gli elementi negativi, sapersi rilassare, ma per trovare il bello sia nel lavoro ma che nell'esperienza poi nel contatto con il cliente. Tutte queste attività sono oggetto di formazione e soprattutto il sistema Confcommercio fa sì che siano anche oggetto di finanziamenti pubblici. Questo è importante. Per sostenere le imprese in questo senso, perché ci rendiamo conto che sembra che la formazione sia la prima spesa ad essere tagliata nei momenti di difficoltà, perché gli investimenti sono tanti, le spese sono tante, quindi giustamente gli imprenditori poi hanno il loro business plan da gestire, da far arrivare, no? Da raggiungere. Però la formazione, grazie ai finanziamenti, in questo caso prima abbiamo visto il Fondo Forte, è uno degli strumenti che mettiamo a disposizione come sistema Confcommercio per formare i dipendenti delle imprese e farlo gratuitamente. Quindi questo è un aiuto che mettiamo a disposizione di tutte le imprese per dare quella qualità nel servizio ai clienti, per farli rimanere poi adeguati ai tempi e ai cambiamenti del mercato a cui fanno riferimento. Metto dall'altra parte il Presidente, ma chiedo anche la stessa domanda, la faccio anche al nostro imprenditore che poi comunque è nella giunta nazionale. Ma il dipendente può fare l'obiezione: sì, io cerco di vendere, di essere felice, di portare a trasmettere felicità, gioia, tutto quel che si vuole, formarmi, però tanti lamentano purtroppo di non avere una retribuzione tale che consenta quella serenità, felicità da portare al lavoro. È un malessere dilagante per la situazione di crisi, legato anche magari a degli orari un po' difficili, compatibilità con impegni familiari, oneri familiari che diventano sempre più insopportabili. Insomma, la vita di chi poi si raffronta con gli altri non è così felice. Allora, la parte economica è sempre importante, però oggi purtroppo o per fortuna si guarda lo stare bene con se stessi e stare bene nel lavoro, quindi abbiamo molti dipendenti degli associati che vogliono stare bene all'interno delle aziende, stare bene all'interno del negozio, all'organizzazione, e per star bene devono essere formati sia i dipendenti, in primis ovviamente gli imprenditori. E noi stiamo registrando licenziamenti su anche altri settori dove il ragazzo, il giovane, la persona si licenzia perché non sta più bene. Ah, quindi dimissioni, non licenziamenti. Sì, dimissioni, giusto, perché non stanno più bene, non perché guadagnano poco. Quindi lo stipendio, cosa importantissima soprattutto in questo momento, però sta passando in secondo piano. Il ragionamento è: prima sto bene all'interno dell'organizzazione e poi voglio anche essere retribuito correttamente, però prima devo star bene. Star bene, chiedo a lei come imprenditore proprio, qualche valenza viene ad avere, quanto anche la formazione può far star meglio oppure no i suoi collaboratori, i suoi dipendenti, per evitare poi questi turnover che sono senza dubbio anche destabilizzanti per la vendita, per il rapporto con i clienti, no? Per una continuità di impresa. Sì, certamente con la formazione
anche il modo più recente di dare appunto un contributo ai collaboratori dal punto di vista così di idee emozionali, un modo di gestirsi. Appunto questa formazione è veramente qualcosa io la ritengo indispensabile, non riuscirei a farne a meno, la programmo magari nei mesi in cui si lavora un po' meno in azienda. Appunto in associazione da noi sono presenti tante tipologie e tante tematiche legate all'operatività che sia poi nei negozi. Ma viene ascoltato anche il collaboratore? Cioè viene ascoltato anche il collaboratore se ha delle cose, sì, delle proposte, se ha delle insoddisfazioni? Bisogna ascoltarlo, assolutamente. E infatti anche noi titolari dobbiamo fare dei corsi e degli aggiornamenti per capire anche certe cose che magari ci sfuggono, sulle quali non ci soffermiamo. Volevo parlare un attimo del welfare aziendale, che è un qualcosa che proprio in tempi recenti in associazione è stato posto in evidenza proprio con dei corsi. Anche questo aiuta a fidelizzare il rapporto che si ha con i propri collaboratori, a dare loro maggiore soddisfazione, quindi welfare e incentivi che appunto ben seguendo le indicazioni di questi corsi, di questi aggiornamenti, ci consentono, anche se magari ovviamente è un costo economico, ma sono soldi, è un investimento più che un costo, perché investiamo sul nostro personale, facciamo vedere che ci siamo, che teniamo a loro, che siamo presenti e che gli diamo gli strumenti per ben operare. Poi è logico che in certi settori, adesso siamo a Natale, si lavora anche di domenica, il sabato è un giorno lavorativo normale, quindi è un lavoro impegnativo, un po' complesso, quello del commesso, come si diceva una volta, adesso si usa dire consigliere agli acquisti e quant'altro. Però ecco, cercando di far squadra, di essere veramente un gruppo, si riesce a lavorare meglio, si riesce a motivarli e si evita il più possibile appunto il fenomeno delle dimissioni, perché magari uno è insoddisfatto, magari uno cerca qualche altro tipo di stimoli diversi, attività. insomma, certo, A questo è questo importante. proposito, così volevo evidenziare che sono parecchi mesi da inizio anno che l'associazione ASCOM, la dottoressa Zanellato ne può parlare, sì. Ci sono proprio dei corsi che non sono fatti nelle aziende o in associazione, nella centrale, ma vanno nei comuni, nei vari territori. ASCOM incontra ASCOM da te, e proprio di recente ieri ce n'è stato uno nel nostro territorio a Conselve, dove presso la sede municipale erano presenti degli imprenditori di aziende anche importanti con diverso personale, diversi dipendenti, dove proprio ASCOM con degli esperti ha dato degli spunti, ha dato delle indicazioni, e adesso ne parliamo per meglio operare, insomma. Adesso sentiamo la dottoressa a questo riguardo. Leggo prima il messaggio che è arrivato, se la regia me lo rimette in onda, eccolo qua. Un consiglio spassionato per tutti gli esercenti: catturate l'attenzione del passante con una vetrina accattivante, aprite negli orari in cui c'è la gente, allungando verso orari serali e festivi, e poi comunicate tanto che non fa mai male. Lorenzo da Padova. Vuole commentare? No, è tutto perfetto. È giusto, poi bisogna sempre, colleghiamoci un attimo al dipendente, dobbiamo anche trovare compatibilmente con gli orari dipendenti, però è un'osservazione perfetta, quindi anche se le vetrine sono sempre meno guardate, perché mentre camminiamo purtroppo guardiamo il cellulare, quindi... Ma perché sono sempre le stesse? No, ma è una cosa, io vedo che ci si stanca presto, perché siamo abituati col cellulare, ci stanchiamo presto, abbiamo bisogno di cambi continui, perché l'aggiornamento del nostro iPhone è un continuo, è vero. Per cui se io passo e nella settimana vedo che la vetrina non è cambiata o non ci sono nuove proposte, mi stanco, cambio via, se non posso cambiare via non vado più, cambio città, ormai ti cambi proprio. Io vedo tanti che vanno Verona anziché Bologna, poi Treviso eccetera, cambiano città per vedere degli stimoli diversi, perché ci stanchiamo, e questo deve essere tenuto conto. La vetrina è come uno schermo,
bisogna mettere tante immagini diverse, per cui non puoi più farla una volta, adesso non so quale sia l'usanza nel settore della moda. No, ora c'è gente che la tiene anche 2 mesi. Terrificante, esatto. E gente che la cambia ogni 2 giorni. E invece quindi... bisognerebbe, come le grandi catene insegnano, cambiarla con una grande frequenza, come avviene nelle grandi capitali internazionali. Infatti ci vuole lo skill giusto e la formazione. Competenza e la formazione. Dottoressa, formazione, come ci suggeriva il nostro imprenditore, localizzata, fatta sul territorio, cioè. Assolutamente, anche perché poi ogni territorio ha le sue esigenze, le sue anche contestualizzazioni, quindi è per questo motivo che infatti le realtà di Confcommercio locali rispondono ai fabbisogni in modo proprio territoriale, rispondendo proprio anche agli stimoli e fornendo stimoli agli imprenditori che lo caratterizzano quel territorio, per comparto, per settore o proprio per tipicità di quel comparto. Resta che la formazione è una delle leve oggi per mantenere i talenti all'interno delle aziende, quindi mantenere motivato, coinvolto e far crescere le competenze in azienda, ma sta diventando oggi uno strumento, insieme al welfare che è stato anche citato e ad altri poi stimoli che possiamo offrire ai lavoratori, anche un modo per attrarre i talenti, perché offrire un percorso di formazione costante e continua diventa oggi un motivo per motivare una persona a lavorare con noi, a trovare un clima che pensa al benessere della persona che sta arrivando. La persona sta bene, va al lavoro col sorriso, si impegna e tutto, deve trovare anche proprio opportunità di crescita personale e professionale. Quindi questo è un investimento corretto che l'imprenditore fa, ma è anche un investimento che poi ogni singolo lavoratore fa su se stesso, e questa oggi è la leva maggiormente competitiva che la formazione può offrire alle imprese. Perfetto. Allora, noi siamo giunti al termine, il tempo è volato. Mettiamo ancora un attimo la pagina web per far vedere appunto Forte, che è questo fondo, eccolo qui, un fondo di Confcommercio presente in tutto il territorio a livello regionale, quindi informarsi presso la sede di Confcommercio per quel che riguarda la formazione. Ci sono appunto delle agevolazioni di carattere fiscale, degli sgravi, ed è un fondo che tra l'altro questa formazione viene data appunto alle aziende a favore dei dipendenti. Io a questo punto speriamo di poterne parlare ancora, perché sono argomenti molto stimolanti, interessanti, che poi dai forza di insistere entrano poi nella cultura comune. Grazie Riccardo Capitanio, neopresidente di Federmoda Veneto, ma anche imprenditore. Grazie Silvia Zanellato, referente Confcommercio per la formazione aziendale. Grazie a Leopoldo Toffano, imprenditore nonché in giunta nazionale ANCRA Confcommercio. Grazie anche a lei. E a voi cari telespettatori vi lascio, buon proseguimento, rivedete in replica la nostra puntata sul nostro sito internet. Buon proseguimento.